Sono stati i ragazzi i protagonisti della cerimonia di posa della prima pietra del nuovo polo logistico di Piave Servizi. È a loro che va insegnato il rispetto per il bene più prezioso, l'acqua. E proprio nella giornata mondiale di quello che viene sempre più spesso definito l'oro blu, alla presenza del governatore del Veneto Luca Zaia e del ministro dell'istruzione Marco Bussetti, il simbolico via ai lavori del quartier generale di Piave Servizi. Sarà una rivoluzione copernicana nella gestione del lavoro in Piave Servizi che consentirà risparmi e soprattutto che consentirà di rimanere con le bollette ancorate a 82 centesimi al metro cubo d'acqua. La cerimonia è stata anche l'occasione per presentare l'opera d'arte Nuvola, realizzata con pezzi di riciclo molto particolari a simboleggiare l'importanza dell'acqua, ma anche di come materiali in disuso possono ritrovare nuova vita. Sono i tappi dei tubi che sono stati posti in opera sotto il traforo di Sant'Augusta per fare in modo che l'acqua potabile passi dalla Valle Pisina alla pianura. Abbiamo riciclato quei dischi. Momento simbolico poi quando i sindaci dei ragazzi hanno racchiuso i loro pensieri sull'acqua in un vaso che è stato per così dire piantato dal presidente Zaia e dal ministro Bussetti.